È successo, ahimè, che questa notte sono state lanciate 3 o 4 bottiglie Molotov nell'atrio del municipio a conclusione della grande festa che ha avuto una enorme partecipazione popolare, che era la festa del 150° della nostra città. Ci sono gli inquirenti che stanno lavorando, io ho parlato personalmente, l'ho incontrato qui in municipio, il comandante provinciale dei Carabinieri e ho parlato al telefono con gli uffici della questura. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, nessuna pista è esclusa. Risulta singolare che sia accaduto dopo la festa a distanza di 10 anni dal precedente attentato, quando in occasione delle politiche del 2006 un paio di bottiglie Molotov erano state lanciate contro un seggio elettorale. Dopo la partecipazione corale che c'è stata ieri del popolo, ma ieri mattina in questa sala con la consegna del gonfalone che sta alle mie spalle erano presenti di fatto le forze politiche che hanno governato la città negli ultimi 50 anni. In questo senso la città è unita, lo ha dimostrato appunto anche ieri nel 150°. Lascia l'amaro in bocca che ci sia appunto qualcuno che, che abbia delle intenzioni così turpi da agire in questa maniera sconsiderata e violenta contro le istituzioni e contro la città. Questo può essere collegato anche con quanto è successo ieri con il discorso immigrati, secondo lei, o su due cose? Ma guardi, francamente io ieri mattina alle 8 ero lì presso il CEIS, c'è stato un dispiegamento volutamente ampio di forze per dimostrare sia ai richiedenti asilo sia alla cittadinanza che quanto avviene in estrema sicurezza. In realtà c'è stata l'espulsione di queste tre, lo sgombero di queste 3 persone, ma nessun altro, non è avvenuto nulla né di grave né di violento ieri mattina. Cioè c'è stato forse più allarmismo che altro, diciamo. Probabilmente il fatto che ci sia stato uno spiegamento di forze così ampio ha destato qualche preoccupazione, tanto è vero che alcuni cittadini mi hanno scritto, mi hanno chiamato, io ho risposto, infatti poi passando, che era tutto tranquillo, infatti poi passando nessuno come dire, ha potuto riscontrare che fosse avvenuto qualcosa di inusuale. Ecco, questi sono i primi 3 che hanno avuto l'esplosione, stanno controllando gli altri o gli altri per il momento sono tutti? È un compito della prefettura, non del comune questo.